Dibattito ad Agrigento su confische e restituzioni di beni alla società. Depistaggio dopo la procura di Caltanissetta, anche i figli di Borsellino impugnano sentenza. Già eletto il sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, era l'unico candidato, per lui alle urne più del 50% degli elettori. Si vota in 128 comuni siciliani, di quei 4 capoluoghi di provincia: Catania, Ragusa, Trapani e Siracusa. Archiviato il primo weekend del Carnevale di Sciacca nell'inedita versione di maggio. Buona l'affluenza di pubblico, la kermesse si concluderà la prossima settimana, il 3 e 4 giugno. 15.000 docenti chiedono il trasferimento in Sicilia, ma vengono accontentati in 1.600. Al sud gli alunni diminuiscono più che al nord, le classi calano e trovare spazio è sempre più difficile. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Convegno, dibattito ad Agrigento sulle confische alla criminalità e la restituzione dei beni alla società civile. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si è svolto stamani presso la Sala Zeus del Palacongressi di Agrigento il convegno finale del progetto OK Open Knowledge sul tema la mappa delle criticità nel processo di restituzione alla società civile delle aziende confiscate. I lavori sono stati introdotti dal segretario generale della Camera di Commercio Gianfranco Latino, dal referente camerale del progetto Patrizia Pennino, previsti gli interventi di Giuseppe Termine, commissario straordinario della Camera di Commercio di Agrigento, che ha portato il suo saluto, di Filippo Romano, prefetto di Agrigento, Calogero Dulcimascolo, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, Patrizia Pilato, dirigente scolastica del Liceo Scientifico e Linguistico Leonardo. Tra gli interventi anche quello di Cosimo Antonica, dirigente NBSC, e Giacomo Minio, docente di Economia Politica. I lavori sono stati conclusi in videoconferenza con l'intervento di Wanda Ferro, sottosegretario al Ministero degli Interni. Sì, questo progetto è il culmine di un cammino che ha fatto la Camera di Commercio unitamente al Centro Studi Tagliacarne e di Sì Camera. Naturalmente abbiamo avuto la collaborazione di tutte le istituzioni e in primis la Prefettura, con il prefetto Cocciuva, che è stato al nostro fianco in tutte le nostre iniziative. Quindi una cosa ottima, una cosa da portare avanti nel miglior modo possibile. È un tema molto complesso e senza nessun problema è un eufemismo, perché ogni volta che un'azienda viene confiscata passa comunque di proprietà, in un certo senso passa di mano, passa di gestione. Anche prima, durante il sequestro, è molto importante che la pubblica amministrazione, lo Stato per primo, riesca a individuare le persone giuste per affidare loro le aziende, in quanto non deve succedere quello che talvolta in passato è successo, e cioè che un'azienda nel momento in cui subisce, fra virgolette, la confisca e prima ancora il sequestro, abbia a ricevere dei danni sul fatturato e soprattutto sull'occupazione. Nessuno deve poter dire che si stava meglio con la gestione precedente. Quindi è un impegno fortissimo da parte dello Stato, e in questo tutto il sistema delle Camere di Commercio, il sistema camerale, è un grande appoggio. E dicevo, l'obiettivo fondamentale è la gestione, non dico migliore, possibilmente sì, ma quantomeno allo stesso livello di efficienza di quanto fosse prima. Il congresso che oggi celebriamo si inserisce in un progetto OK Open Knowledge di natura nazionale, finanziato con i fondi del PON Legalità, e che è stato organizzato in collaborazione con Union Camere e tutte le società di sistema. L'obiettivo di oggi è quello di rappresentare due momenti che sono fondamentali. Il momento conoscitivo, che è quello fondamentale per poter, attraverso il portale Open Data Aziende Confiscate, che è stato realizzato in collaborazione tra il Registro Imprese e l'Open Regio dell'Azienda Nazionale dei Beni Confiscati e Sequestrati alla Mafia, attraverso questo portale si vuole mettere un focus e conoscere la realtà delle infiltrazioni mafiose nel nostro territorio attraverso la conoscenza di questo fenomeno particolare, che è quello delle aziende confiscate. Il secondo momento è di tipo propositivo, perché attraverso questo convegno vogliamo esporre i risultati del laboratorio che si sono svolti nel corso di 2 intensi anni di attività, e con le proposte, le idee e le soluzioni al problema di
cercare il modo di superare le criticità che ostacolano un efficace reinserimento delle aziende confiscate nel circuito dell'economia legale. Dottoressa Patrizia Pennino, lei è la referente della Camera di Commercio che cura questo progetto, un progetto sicuramente impegnativo. Ecco, quali le difficoltà che maggiormente si incontrano all'attuare questo progetto? Questo abbiamo fatto appositamente un laboratorio. Intanto siamo partiti con il progetto facendo animazione nel territorio, quindi formazione, per poi arrivare a quello che è un incontro finale tra gli esperti. Abbiamo convocato presso la Camera quindi gli esperti e rappresentanti dell'università, amministratori quindi giudiziari, le istituzioni, e abbiamo creato un tavolo di confronto proprio per discutere su quelle che sono le criticità per la riassegnazione quindi delle aziende confiscate quindi al territorio. Riassegnazione e quindi il reinserimento in un tessuto sano praticamente un tessuto sano quindi dell'economia. Infatti il nostro slogan è questo: riconoscerle, reintegrarle e riutilizzarle. E infatti i dati, gli open data, quindi la piattaforma delle aziende confiscate, è proprio messa a disposizione di tutti nel rispetto della trasparenza, per venire a conoscenza di quante sono le aziende confiscate nel nostro territorio, e nel caso specifico sul territorio di Agrigento sono numerose. Soprattutto si può vedere in quali settori queste aziende gravitano. Quindi c'è un registro su cui si può controllare? Una piattaforma Perfetto. Che chiunque può entrare, può consultare i dati. E offrire di gestirlo, insomma. Assolutamente sì, quindi intanto sensibilizzare al cittadino che ci sono queste aziende che sono in amministrazione, ma non potranno stare in amministrazione sempre. È giusto che vengano riconsegnate alla collettività, è giusto che sia una ricchezza, certo, quindi per la società quindi civile. Noi lavoriamo per questo, per sensibilizzare, ma soprattutto la Camera di Commercio è al centro quindi tra le istituzioni, per fare come punto di raccordo, quindi assolutamente per raggiungere quell'obiettivo. Certo, io sempre dico che la gestione delle aziende confiscate è uno degli elementi operativi più complessi dell'Agenzia dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che io dirigo, in particolare la sede di Palermo. E proprio la Sicilia è in cima alla graduatoria delle aziende con il numero più alto di aziende confiscate, soprattutto aziende che sono ancora attive. Certamente sappiamo che la maggior parte delle aziende sono in corso di liquidazione, però noi ci proponiamo con questo convegno di dimostrare l'importanza della normativa antimafia, che consente sin dalla fase del sequestro una sinergia tra autorità giudiziaria e agenzia in funzione di ausilio già in quella fase, di stabilire quali possono essere i processi di restituzione al mercato di un'azienda al netto dei costi appunto di legalità, perché riportare un'azienda sui binari della legalità significa correre il rischio che quell'azienda non può stare sul mercato, e allora questa è la sfida e soprattutto il tema di questo convegno: far sì che regolarizzando l'azienda possa, nelle mani dello Stato e dell'erario, possa invece vivere salvaguardando anche il livello occupazionale, salvaguardando anche quelli che sono i crediti che aveva da onorare con i creditori in buona fede. Quindi è un lavoro complesso, ma che comunque sta dando i suoi frutti, perché con questo lavoro sinergico, che comprende oggi anche la Camera di Commercio, siamo nelle condizioni di traguardare un futuro di maggiore efficienza nella gestione delle aziende che costituiscono il tessuto produttivo, ancorché provengano da mani non chiaramente legali, ma che comunque sono sempre unità produttive.
Il progetto ha posto le basi su una serie di dati che vengono fuori dalle rilevazioni appunto istituzionali, sono stati anche dati rielaborati dall'Istituto Tagliacarne e su questo abbiamo lavorato. Ci sono delle aziende che, devo dire, riescono anche ad essere reinserite positivamente nel circuito economico virtuoso. In Sicilia abbiamo circa 580 aziende confiscate. Di queste l'analisi è stata effettuata su circa 137 aziende e si riesce a sviluppare un volume d'affari pari a 74 milioni di euro con circa 114 risorse economiche impegnate. Sono dei percorsi delicati, sono dei percorsi abbastanza, devo dire, lunghi e anche lo studio effettuato e consegnato proprio stamattina verrà discusso, prende in esame le criticità ma anche quelle che sono delle formule per poter superare le criticità in atto, come per esempio l'accesso al sistema del credito. Oltre alla procura di Caltanissetta, anche i figli di Paolo Borsellino hanno impugnato in appello la sentenza di primo grado al processo sul depistaggio delle indagini dopo la strage di Via D'Amelio. No all'aggravante mafiosa, 2 prescrizioni e un'assoluzione. Nessun colpevole. Il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca e il pubblico ministero Maurizio Buonaccorsi hanno impugnato la sentenza di primo grado e hanno depositato i motivi di appello. E adesso così anche la difesa dei figli di Paolo Borsellino, Fiammetta, Lucia e Manfredi. Vediamo. La verità non c'è perché qualcuno l'ha nascosta ed è come se mio padre fosse stato ucciso una seconda volta. Così ha detto durante il processo Lucia Borsellino, uno dei figli del magistrato assassinato dalla mafia. L'avrebbero nascosta la verità i poliziotti artefici del depistaggio e i magistrati che hanno creduto alle tesi traballanti dei falsi pentiti. Gli avvocati Vincenzo Greco e Fabio Trizzino presentano così il ricorso contro la sentenza del Tribunale di Caltanissetta che ha dichiarato prescritta la posizione dei poliziotti Mario Bo e Fabrizio Mattei e che ha assolto nel merito il terzo agente Michele Ribaudo. I legali non hanno dubbi, è emerso in via incontrovertibile nel primo grado del presente giudizio come le condotte di reato contestate, ivi compresa l'aggravante di mafia. Venendo meno è intervenuta la prescrizione, siano state consumate da tutti gli odierni imputati. I 3 poliziotti facevano parte del pool investigativo Falcone Borsellino guidato da Arnaldo La Barbera, considerato l'artefice del grande inganno. C'erano ben precisi spunti di indagine che già nell'immediato deponevano per un ampliamento del quadro delle responsabilità e delle cointeressenze. Ed invece si scelse di improntare l'azione investigativa verso un basso profilo per impedire che scenari più ampi potessero squadernarsi e rivelarsi in tutta la loro possibile gravità. Era però sotto gli occhi di tutti che le indagini si stavano concentrando su soggetti improponibili, riconducibili alla famiglia della Guadagna. Su tutti Vincenzo Scarantino, Malacarne. Si scelse di non approfondire i motivi che avevano indotto Borsellino ad affermare poco dopo l'uccisione dell'onorevole Salvolima che Rina e Provenzano erano come 2 pugili in lotta. Si scelse la strada del falso coinvolgimento di Gaetano Scotto, ma soprattutto di Bruno Contrada, che ha consentito di indirizzare e restringere verso i cosiddetti servizi deviati il tema dei mandanti occulti ed esterni, di fatto precludendo che il fronte delle indagini si concentrasse ed indirizzasse anche verso quei soggetti diretta espressione di quel mondo politico istituzionale ed imprenditoriale compromesso con il potere mafioso, parimenti ed urgentemente interessati alla eliminazione del giudice Paolo Borsellino. Tutto questo è inciso sulla vita dei familiari di Borsellino, la moglie Agnese e i figli Lucia, Manfredi e Fiammetta, costretti a vivere nella prigione di questa verità negata. Hanno dedicato le loro energie in una estenuante ricerca che ha finito per mortificare il diritto delle costituite parti civili di non soffrire e patire quotidianamente nel diurno richiamo a quei terribili momenti, non potendo gli stessi in alcun modo abdicare dalla coraggiosa opera di ricerca della verità, ad aggravare l'angoscia, a rendere indubitamente difficile, se non impossibile, l'elaborazione del loro lutto e la sensazione del tradimento da parte di alcuni funzionari infedeli di quello stesso Stato a cui Paolo Borsellino ha donato l'intera sua esistenza. Questo tradimento potrebbe divenire più sopportabile soltanto qualora si affermi il principio che non possono sussistere in un vero Stato di diritto spazi di omertà per chi è chiamato a ricoprire pubbliche funzioni.
Un incidente stradale lungo la Catania-Gela nel pressi di Caltagirone ha provocato la morte di Giuseppe Triolo, 32 anni, di San Michele di Ganzaria. A lui, alla guida della sua moto Aprilia 750, per causa in corso di accertamento è sfuggito il controllo del mezzo a due ruote e si è schiantato contro il guardrail della statale 417 e poi sull'asfalto. Inutile si è rivelato l'immediato trasporto in ospedale da parte dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Caltagirone per i rilievi di rito. Dopo la tornata di ieri, i seggi aperti nuovamente dalle 7 di stamani. In 128 comuni siciliani si vota per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali. Sono 4 i capoluoghi di provincia chiamati alle urne: Catania, Ragusa, Trapani e Siracusa. In Sicilia la soglia da superare per essere eletti al primo turno è del 40% dei voti espressi. Già eletto il sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore. La legge prevede che l'elezione sia valida quando c'è un solo candidato, se prende almeno la metà dei voti validi e sono andati alle urne almeno il 50% degli aventi diritto. In 113 centri fino a 15.000 abitanti si vota con il sistema maggioritario, in 15 comuni con sistema proporzionale e l'eventuale ballottaggio si terrà tra l'11 e il 12 giugno. Margherita Tropiano. Una cifra consistente di siciliani è stata chiamata al voto per le amministrative che vedono il rinnovo di tante amministrazioni comunali dell'isola e ad averne diritto sono stati quasi 1.400.000 abitanti, davvero tanti. Quello che emerge è ancora una volta un'affluenza che scende inesorabilmente, dunque il risultato è che sono pochissimi i cittadini che decidono le sorti dei territori e di chi dovrà amministrarli. Un dato gravissimo se messo in correlazione con il concetto di democrazia che tutela la libera espressione di ogni singolo che così viene sopraffatta da una minoranza. Ma in queste elezioni c'è ancora altro che deve inquietarci: il silenzio di tanti, troppi canali che avrebbero dovuto sollecitare il vasto pubblico alla conoscenza di nomi, coalizioni, programmi, sfide e obiettivi. Nulla o quasi, tranne che nelle grandi città come Catania, Trapani, Ragusa e Siracusa, ma anche in questi casi pochissima la comunicazione sui canali ufficiali. Probabilmente è stata affidata al mare magnum dei social, dove gli algoritmi decidono chi e quando può sapere e leggere un messaggio. Quindi si è votato in uno pseudo silenzio quasi generale che nei comuni più piccoli si è fatto quasi tombale, e questo deve portare a riflettere quanti in questa terra vivono. Sono lontani i tempi in cui i candidati si presentavano all'elettorato con vere e proprie squadre di supporter che li sostenevano, difendendone le tesi e diffondendo conoscenza e informazione su temi, problemi, idee e soluzioni. Un impoverimento generale che è economico ma anche intellettuale, un esporsi al minimo quasi nel timore di non avere nulla da dire di concreto, perché forse se la disaffezione alla politica testimoniata dalle schiere di astensionisti è grande, commisurata si sta delineando quella della politica verso se stessa, rimasta senza strumenti, senza idee e che si muove tra nebulosi e poco convinti contesti. Sono 288 con 6 diverse imbarcazioni migranti sbarcati a Lampedusa dalla mezzanotte. A rintracciare e soccorrere le carette sono state le motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. I migranti, originari per la maggior parte di Eritrea, Sudan, Etiopia, Burkina Faso, Mali, Bangladesh e Costa d'Avorio, hanno riferito di essere partiti da Sfax in Tunisia e da Zuara in Libia. Sulle imbarcazioni soccorse c'erano da un minimo di 19 persone a un massimo di 97. Tutti sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove già ieri erano giunti circa 130 migranti dopo 4 sbarchi. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera del Consiglio dei Ministri relativa all'assegnazione alla città di Agrigento del titolo di Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2025. La giuria ha individuato la città di Agrigento quale Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2025 con la seguente motivazione:
Agrigento assume come centro del proprio dossier di candidatura la relazione fra l'individuo, il prossimo e la natura, coinvolgendo l'isola di Lampedusa e i comuni della provincia e ponendo come fulcro il tema dell'accoglienza e della mobilità. Il progetto risponde in modo organico all'obiettivo di presentare a un pubblico vasto un programma di grande interesse a livello territoriale ma anche nazionale e internazionale. Il ricco patrimonio culturale del territorio è il volano con cui si valorizza la variegata offerta culturale proposta in un'ottica di innovazione, promozione e di conseguenza di un successivo sviluppo socio-economico che trova ispirazione nei concept tecnologici più moderni. Il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni potrà promuovere la cultura come caposaldo della crescita individuale comunitaria. Archiviato il primo weekend del Carnevale di Sciacca nell'inedita versione di maggio. Buona l'affluenza di pubblico. La kermesse si concluderà la prossima settimana, il 3 e il 4 giugno. Vediamo. Arrivare mi vuoi buttare in questa città. E questa è la festa più avvisiata, chi viene di lumare fino a qua, e per Pinappa la si buttare. Renni felici sta città, ed ogni sta gente cantando a ballare, ridere e scialando la festa ti fa. E per Pinappa, chi non mu curioso, chi non mu scianuso, chi mi dirina. E per Pinappa, Luca ne arrivare mi vuoi buttare in questa città. Pure i picciotti, chi per arrivare, la napa buttare da questa città. I figli vecchi, lucere lumari, lo fanno chiamare di felicità. E per Pinappa, chi non mu curioso, chi non mu scianuso, chi mi dirina. E per Pinappa, Luca ne arrivare mi vuoi buttare in questa città. Nell'aria c'è qualcosa che sa di indescrivibile, si esprime con i fiori e non parole.
profeta tu potrai tramandare. Vola con la fantasia e allora il sereno vedrai ritornerà. Regeneration, adesso tutti a bordo, è tempo di salvare insieme per un domani fatto di speranza e amore, con il coraggio nel cuore. Burrasca ci sarà, la colomba tornerà e a tutti annuncerà un arcobaleno lassù in cielo, pronto a brillare anche per te. Da chi mi fa sognare, ora che carneva tutto decorerà, chi sta finendo da modellare. C'era mi sta preparato, ma è solo sto carnevali, quindi lasciamolo fare, per favore lasciamolo stare. Tu sei troppo bella, non ti lascio più, mi fai cantare pure una mura, mi fa tu cuore si dici giù forti, forti a mia. Tu, castonata di sto mare blu, si la ricchezza, si la bevi tu si l'amore, si la be poesia. Ah, pure da dietro. Dai, Pure da dietro si sente, Anche da funziona. dietro. Funziona. Tra luce, ombre c'è il carneval, tanta euforia ci porterà, atmosfere surreali, il fuoco in cenere tornerà, e poi da esse rinascerà, su vola, araba vola, fino a sfiorare il sole. Vedrai la vita ti sorriderà davvero. Alza le braccia con un dito, tocca il cielo. Con freddi canteremo insieme a voi. Show must go on, don't stop me now. E poi the radio. All right. Da oggi virtuale la realtà, metti quel testo e fuggi via insieme a noi, in parallelo d'ora in poi tu vivrai, ti sembrerà reale, che il mondo è intorno a te, con quegli occhiali puoi far quello che vuoi, lasciare fuori il mondo con i suoi guai, come quando sul tuo viso c'è una maschera di carnevale. Scuola, 15.000 docenti chiedono il trasferimento in Sicilia ma vengono accontentati in 1.600. Al sud gli alunni diminuiscono più che al nord, le classi calano e trovare spazio è sempre più difficile. I dettagli nel servizio. C'è chi ha presentato l'ennesima domanda di trasferimento ma è rimasto deluso e i colleghi che la domanda non l'hanno neppure presentata perché vincolati per alcuni anni prima di potersi mettere in gioco, mentre a coronare il sogno di avvicinarsi a casa sono in pochi. Ogni anno è la stessa cosa, migliaia di docenti siciliani assunti al nord o nelle regioni d'Italia centrale chiedono di essere trasferiti in Sicilia,
ma la maggior parte resta delusa, perché al sud gli alunni diminuiscono più che al nord, le classi calano e trovare spazio è sempre più difficile. Tra questi i docenti assunti in ogni angolo del bel paese con la buona scuola del governo Renzi, ma anche quelli assunti negli anni successivi. Sono oltre 15.000 docenti siciliani in servizio in un'altra regione che lo scorso mese di marzo hanno chiesto di tornare a insegnare nell'isola. Il grosso, quasi 6.000, lavorano in Lombardia, ma anche in Piemonte e Veneto, 3.700. Altri 3.700 hanno chiesto di spostarsi da Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Ma a ottenere la cattedra in Sicilia qualche giorno fa sono stati meno di 1.600, 1.568 per la precisione, 1 su 10. La restante parte dovrà soffrire ancora lontano da casa e famiglia e sperare nella prossima tornata. Intanto dovranno fare i conti al centesimo con lo stipendio che percepiscono tra affitto di una camera e qualche biglietto aereo per andare a trovare la famiglia. Consegnati al sindaco di Santo Stefano Quisquina Cacciatore dalla dirigente scolastica Giusy Gugliotta dell'Istituto Alberghiero Pirandello di Bivona, i locali che un tempo furono adibiti a Istituto Madre Teresa di Calcutta, accoppato poi allo stesso Istituto Alberghiero a Bivona. Il locale in data 23 gennaio scorso fu concesso dal Libero Consorzio di Agrigento, guidato dal commissario Raffaele Sanzo. Al comune di Santo Stefano Quisquina è stato infatti redatto un contratto di comodato a titolo gratuito a poter utilizzare il plesso denominato ex preventorio GB Peruzzo. Originariamente tale sede fu concepita come plesso universitario della Facoltà di Scienze Forestali. Ora servirà, grazie agli ampi spazi della stessa, come un centro convegno, fiere ed eventi temporanei, al servizio ovviamente dell'intera area dei Sicani. Consegniamo le chiavi e quindi l'immobile a seguito comunque di un'intesa ovviamente con il commissario del Libero Consorzio di Agrigento, perché l'Istituto di Istruzione Superiore Luigi Pirandello 2 anni fa ha avuto accorpato un indirizzo di studi che aveva sede presso questo immobile. Per ragioni di opportunità, insomma, è stato tutto concentrato nei locali del Contrada Santa Filomena qui in Bivona, per cui i locali sono rimasti liberi e il Libero Consorzio, adesso do la parola al sindaco che le dirà con più precisione il motivo per il quale adesso stiamo facendo questa consegna ufficiale delle chiavi dell'immobile. È un immobile straordinario che non poteva rimanere, abbandonato, e per questo ringrazio la straordinaria disponibilità della Presidente Gugliotta e del commissario del Libero Consorzio Raffaele Sanzo. I locali passano al comune di Santo Stefano Quisquina, già una parte è stata già attivata alla cittadella delle associazioni, ora abbiamo con la consegna odierna tutta la struttura nella nostra disponibilità. Creeremo un centro polifunzionale perché sono strutture immense, lì doveva nascere la facoltà di scienze forestali dall'Università del corso di laurea di scienze forestali del Dipartimento di Agraria. Oggi il comune di Santo Stefano Quisquina si impegna a rivalutare quella struttura e a creare un centro polifunzionale che sarà messo a disposizione per convegni, per centri di formazione e per tutta una serie di iniziative che riguardano il terzo settore e la protezione civile. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Ad Agrigento, in occasione della giornata della Dante 2023, un incontro intitolato I giovani e Dante. Arturo Cantella. Continuano gli appuntamenti sulla Dante, i giovani e la Dante. Oggi il tema che si sta svolgendo qui al Foderato di Agrigento? Sì, oggi è la giornata della Dante. Abbiamo pensato, come abbiamo fatto anche per altre attività, di coinvolgere i giovani attraverso le istituzioni scolastiche. Oggi proprio parteciperanno gli alunni del Politi perché hanno fatto proprio una proposta che veniva dal Nazionale di parlare di lei, lui e Dante, e hanno svolto questa loro attività in maniera
maniera eccellente, tant'è che da Roma proprio sono arrivati i complimenti per questa scuola. Noi abbiamo fatto sì che il 25 marzo, che era il Dante D, fosse, parlando della Costituzione, fosse coinvolto il liceo Empedocle. Poi abbiamo coinvolto il liceo scientifico Leonardo quando abbiamo proprio parlato del dialogo come garanzia di pace. Quindi noi crediamo tanto nei giovani, in quello che loro possono lanciare come messaggio. Ma è importantissimo perché Dante non è vecchio di 700 anni, Dante è sempre attuale. Dante con i suoi principi, con i suoi ideali, con i suoi scritti, secondo me è sempre presente tra di noi e è anche una fonte di insegnamento, si rivolge anche ai ragazzi per un futuro migliore. Agli studenti di oggi che sono molto veloci, che hanno sempre gli strumenti tecnologici a disposizione, io consiglierei un bagno di poesia, ma soprattutto una lettura di passi scelti dalla Divina Commedia per arricchire il loro vocabolario, perché vedo che i ragazzi hanno un vocabolario molto pratico, ma non molto ricco dal punto di vista della scelta, dell'aggettivazione, della stessa articolazione del pensiero. Abituarsi a cercare in Dante Alighieri tutto quello che c'è, perché nella Divina Commedia c'è tutto, si può parlare di tutto. Infatti la società della Dante Alighieri mi chiama spesso perché, avendo scelto di scrivere un libro per i ragazzi sulla Divina Commedia, ma sui versi, non su quello che penso io, una scelta dei versi più importanti che arricchiscono il linguaggio di una persona quando parla, perché Dante Alighieri ha creato intanto la lingua italiana, perché il numero dei vocaboli che lui adopera è incredibile rispetto alla data della sua esistenza, quindi ha arricchito moltissimo l'italiano, utilizzando ovviamente la base latina, tutte lingue neolatine che lui conosceva. E quindi un arricchimento per i giovani del loro linguaggio è importante. Qualunque strada scelgano, qualunque professione facciano, saper citare un verso dantesco, così per rendere in breve un concetto magari difficile da spiegare, credo che possa essere utile, e quindi contribuisco a queste iniziative, perché non si smette mai di fare gli insegnanti quando si è scelta questa professione. È un'attività intensa quella della Dante Alighieri di Agrigento, e d'altronde parlare ai giovani di Dante significa parlare della lingua italiana, della riscoperta seria della lingua italiana, e oggi è quanto mai necessario. Lei anche gestisce la biblioteca di Raffadali, ci sono state tante iniziative degne di grande livello culturale, ce ne sarà una a breve, quale? Ospiteremo Arianna Mortelliti il 5 di giugno, che è la nipote di Andrea Camilleri, ha fatto un libro simpaticissimo. Poi ospiteremo anche Michele Guardì col suo secondo libro, e ospiteremo anche Carmelo Sardo col suo libro. In poche parole cerchiamo di fare della biblioteca un mezzo di comunicazione e di scoperta da parte dei cittadini. Anche l'altro ieri ne avete fatta una con... L'abbiamo fatta con una professoressa delicata, Angela Mancuso, che è una scrittrice bravissima, e ho visto che la gente l'ha seguito con molta attenzione. Gli alunni dell'alberghiero Don Calogero di Vincenti di Bisacquino saranno tra i cuochi e i camerieri del Quirinale durante il ricevimento del 2 giugno. Vediamo. Sicuramente rappresenta
davvero una possibilità, soprattutto per i nostri studenti e le nostre studentesse, di vivere all'interno del Quirinale, delle cucine, delle sale, un'esperienza di PCTO importantissima per i ragazzi. È un'esperienza unica. Chiaramente come istituto siamo orgogliosi di essere stati selezionati, perché saremo in 5 istituti, quindi uno di questi è proprio Gli Vincenti, per cui ci stiamo preparando al meglio, perché dobbiamo rappresentare il Sud all'interno di una ricorrenza di grande importanza come il 2 giugno. Sì, siamo pronti per la partenza, molto emozionante anche il fatto della preparazione, insomma di entusiasmo soprattutto dei ragazzi e anche nostro, è coinvolgente in questa opportunità che ci sta offrendo la scuola in primis, quindi il preside a questa partecipazione all'evento della Festa della Repubblica, che diventa un'opportunità veramente importante per tutta la scuola, in particolar modo per questi ragazzi che in realtà partecipano anche sotto forma di PCTO, e quindi l'esperienza all'interno del Quirinale sarà sicuramente interessante. Ci occuperemo in questa occasione, visto che si parla anche di alternanza scuola-lavoro, di accogliere gli ospiti, che sono intorno a 1200, accoglierli sia per quanto riguarda la parte dell'accoglienza, ma anche per quanto riguarda poi la parte della cucina e della sala. Quindi i ragazzi proprio metteranno le mani in pasta, proprio lavoreranno in modo diretto con questi ospiti. Loro si occuperanno sia della mise en place che dei vari stili di servizio che faranno in base al menù che troveremo a disposizione, e dovranno fare poi il servizio di conseguenza. È un onore anche per noi che comunque andiamo a trovare il Presidente della Repubblica. Il confronto ci servirà durante la crescita pure. Il nostro obiettivo intanto in questi ultimi 3 anni è quello di offrire un'offerta davvero da un punto di vista delle occasioni per i nostri giovani importante, tant'è che abbiamo sottoscritto diverse convenzioni con strutture di alto livello sia al centro sia al nord Italia oltre che al sud, per consentire una varietà di esperienze per una formazione che sia il più possibile complessa. Chi si diploma in questo istituto deve essere in grado davvero di approcciarsi al mondo del lavoro in modo molto positivo, avendo già alle spalle un bagaglio. È questo che noi vogliamo ai nostri studenti. Abbiamo cercato e lavorato in questi anni per far sì che la scuola sia sempre di più un luogo che accoglie, dove veramente la formazione a 360 gradi, non solo da un punto di vista dell'apprendimento scolastico, ma anche da un punto di vista di crescita umana e sociale, sia, come dire, in primo piano, ed è quello che stiamo portando avanti. Oggi andare a Roma a partecipare a questa esperienza, tra l'altro parteciperemo anche alla parata del 2 giugno, rappresenta davvero un traguardo e al contempo un riconoscimento importante. Service sulla grande età alla casa di riposo Colleverde ad Agrigento, organizzato dal Lions Club Agrigento, Valle dei Templi. Vediamo. Un interessante convegno questa sera su tematiche importanti come quella dell'Alzheimer, con tanti illustri e qualificati relatori. Presidente. Ma il Lions Club Valle dei Templi ha voluto dedicare un incontro in un luogo bellissimo, in questa casa di riposo Colleverde, alla grande età. Abbiamo voluto in maniera interdisciplinare, con il coinvolgimento di un neurologo, una psicologa, un esperto di Alzheimer e un nutrizionista, abbiamo voluto cercare di spiegare qual è la situazione dell'anziano oggi, il supporto che tutti noi dobbiamo dare a persone che ci hanno donato la loro vita, e allora dobbiamo capire come noi possiamo donare qualcosa a queste persone. Lo vogliamo fare con il massimo dell'impegno e devo dire che anche il parlarne è qualcosa di molto importante. Il pubblico presente, numerosissimo, e anche la qualità dell'ascolto di questo pubblico, la qualità dei relatori ci ha fatto comprendere che siamo sulla strada giusta e che bisogna continuare non solo a parlarne ma anche ad agire. Infatti, allora, per quanto riguarda esattamente la cifra, sono 22 milioni di euro, però è riferito al dopo di noi, non per l'Alzheimer. Noi Lions stiamo facendo di tutto, compreso il nostro governatore che vuole fortemente che a fine mandato dobbiamo realizzare qualcosa per poter spingere affinché si possano spendere questi soldi. Io ringrazio voi perché siete stati graziosissimi, il Lion Club qua di
Agrigento è stato veramente spettacolare, ha organizzato una bellissima serata e spero di poter continuare su questa nostra linea. Con Lions sempre a fianco di chi ne fa richiesta. Il nostro scopo è proprio questo, noi ci siamo, il cui serve è proprio questo, essere vicini, non dobbiamo sostituirci, ma quantomeno essere vicini alle persone che oggi hanno di queste difficoltà, disabilità, dopo di noi, Alzheimer, e essere accanto anche alle istituzioni, non per sostituirle. Ebbene sì, l'assistenza pubblica fa acqua da tutte le parti, il sistema sanitario nazionale non è più a misura di chi ha bisogno, basta pensare che mancano 30.000 specialisti, basta pensare che mancano 100.000 infermieri, basta pensare che le nostre strutture sanitarie molte sono in stato di avanzato degrado, basta pensare agli accessi che ci sono nei pronto soccorsi, ai malati che vengono ospitati nelle astenderie. È veramente una situazione che fa molto preoccupare, anche in considerazione che la nostra popolazione è sempre più adulta, sempre più anziana e quindi va incontro a delle malattie che necessitano di essere curate e loro stessi di essere assistiti. Ritorna a Favara la centenaria festa di San Giuseppe dal 17 al 27 agosto. Previsti momenti di preghiera ma anche ludico-ricreativi. Il servizio di Giuseppe Moscato. Dopo un periodo di stop causato da vari motivi e negli ultimi anni anche dalla pandemia da Covid-19, ritorna a Favara la ultracentenaria festa di San Giuseppe. La festa, religiosa e popolare, distinta nei due aspetti, si svolgerà dal 17 al 27 agosto prossimi. Una data estiva rispetto a quella liturgica del 19 marzo, voluto appunto oltre 100 anni fa per dar modo ai tanti favaresi emigrati che tornano a Favara per le ferie estive di poter partecipare ai festeggiamenti del veneratissimo patriarca. Data estiva gradita anche dai tantissimi favaresi che proprio a fine agosto, terminati i lavori nei campi, ritornavano in paese per godere del meritato riposo e poter partecipare ai festeggiamenti. Una festa che vedrà insieme momenti di preghiera ma anche ludico-ricreativi. Un ritorno alla festa estiva auspicato dai parrocchiani e condiviso dai tanti cittadini, da esponenti di associazioni impegnate nel campo sociale, culturale e sportivo che vogliono mettere a disposizione il proprio talento, la propria capacità, le proprie forze per animare una festa di San Giuseppe che unisca la religiosità e la venerazione per uno dei santi più amati dai cattolici alla condivisione di eventi che vedano la città ed anche forestieri trascorrere serene serate all'insegna del sano divertimento. Ecco, quest'anno si è pensato di fare qualcosa di nuovo, anche perché con quello che si è passato negli ultimi anni la festa si è un poco scemata, per cui c'è stato un gruppo di cittadini e di fedeli che si vogliono impegnare maggiormente perché possa riuscire questa festa che si svolgerà dal 17 al 27 agosto, diciamo, bene coordinando sia l'aspetto religioso che l'aspetto civile, ludico, sociale, anche perché è nata così la festa, prima di tutto dal punto di vista religioso, perché i favaresi sono molto devoti a San Giuseppe, e poi anche era un modo perché la cittadina si rincontrasse alla fine dei lavori estivi, ecco, per un momento di pausa, per un momento di fraternità, di solidarietà, cosa che è rimasto in parte anche negli anni passati, ma quest'anno si vorrebbe vedere di poterlo maggiormente coordinare. Siccome i mezzi però non sono molti, perché la situazione che viviamo è piuttosto critica, questi si impegnano sia con i loro mezzi e sia con i loro sforzi perché, diciamo, tutta la cittadina sia invogliata anche a un aiuto, a una partecipazione corale, anche perché possa riuscire. E ci saranno delle persone che passeranno nella città munite di un foulard, di qualcosa di riconoscibile, e poi lasceranno anche delle matrici per dire che sono delle offerte che vanno a quella finalità, che passeranno in questi 2 mesi che precederanno la festa
per vedere quello che potremo organizzare in base a quello che raccogliamo, in base alle possibilità che troveremo. Ecco, poi faremo questi 10 giorni che speriamo possa venire incontro a tutte quelle che sono le aspettative del Paese, sia dal punto di vista religioso, sia dal punto di vista sociale e umano e dal punto di vista ludico. Già pronta una bozza di programma che prevede lo Zecchino d'Oro dedicato ai più piccoli, serate di musica e canto animate dai tanti talenti presenti a Favara che metteranno a disposizione le loro capacità artistiche, prevista anche una gara di biciclette con circuito cittadino e una serata dedicata ai fuochi d'artificio. In relazione all'aiuto degli sponsor e alle somme che saranno raccolte da una sottoscrizione popolare, non si esclude una serata conclusiva con un ospite canoro di rilievo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.